Cari amici, parliamo ancora di giustizia. Noi siamo come Stato al 156esimo posto come giustizia al mondo. Siamo dietro una marea di stati che non ci dovrebbero teoricamente nemmeno pulire le unghie dei piedi, perché siamo la patria del diritto. Quello stesso diritto che viene usato in quasi tutto il mondo, e noi siamo in fondo, perché purtroppo siamo impastoiati, sarebbe troppo lungo, ne parleremo qualche altra volta se ne avremo un po' più di tempo, ma comunque la giustizia da noi non funziona, non è inutile che ci giriamo intorno. Un esempio stranissimo è che due imprenditori extracomunitari, diciamo extra italiani, hanno fatto causa e hanno chiesto un risarcimento di circa 200.000 euro per un torto subito. Il torto è stato anche provato. La causa civile dopo 6 anni è stata ancora rinviata. I due imprenditori hanno detto: grazie, arrivederci, non ci interessano nemmeno i 200.000 euro. Teneteveli, secondo me hanno detto che li possiate usare tutti in medicine, sicuramente nella loro lingua l'hanno detto, perché siamo stufi di avere questa giustizia negata. E se sono stufi due stranieri, quanto pensate che siano stufi e che non ne possano più gli italiani? Molto, molto di più. La giustizia da noi funziona che la banca delle Endrine in Brianza era lì che prestava soldi e faceva la banca senza che nessuno avesse niente da ridire. E invece Padova, Venezia, Treviso, patto anti-accattoni, ecco, questo si fa. Ma non è solo questa la giustizia è, per esempio, avere la possibilità di parlare con qualcuno nel momento del bisogno, che questo qualcuno abbia la possibilità di intervenire e fare qualche cosa, non dire, perché ne va la mia pelle, ne va di mezzo la mia sicurezza, la sicurezza delle donne, dei bambini, dei figli strappati, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, di questa giustizia purtroppo sembra, non è così, ma sembra non fregarne niente a nessuno, proprio a quelli che dovrebbero in qualche modo farla funzionare. Dove andremo a finire? Ve lo dico io. Andremo a finire che a Lisbona, ed è l'ultima notizia, oltre 15.000 poliziotti sono scesi in piazza per manifestare contro i tagli agli stipendi e contro i tagli alla giustizia, marciando verso il Parlamento, dove si sono trovati di fronte altri colleghi che avrebbero dovuto impedire il loro passaggio, ma che con ogni probabilità non solo non lo hanno impedito, ma si sono uniti a loro e hanno protestato. In quel giorno in Portogallo non c'erano polizie che potessero rispondere al cittadino, perché erano lì a protestare contro quel Parlamento che continuava a trattarli male. Ma non sarà mica lo stesso che questo Parlamento italiano? Staremo a vedere.